Nel momento della quinta corsa, riservato a femmine di 4 anni, sono in 8 al via. Clelia dei Daltri, Crystal Dancer, Kaolila Si, Classica Matto, Cia 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 Si, Cristalda Coll in prima fila, Carastella e Candy Spritz in seconda. Favori per Classica Matto, numero 4 Martin Levakovic in sediolo. Macchina che stacca e lancia i concorrenti, Classica Matto in vantaggio nei confronti di Clelia dei Daltri. All'esterno Kaolila Si che poi cerca di ripiegare alla corda. Prova ad inserirsi però Carastella, ma passa ugualmente Kaolila Si che va terza alla corda. E così dopo i primi 400 metri, completati in 28,9 da Classica Matto, la situazione si è stabilizzata alle sue spalle, tutte in fila indiana le avversarie, condotte da Clelia dei Daltri, poi Kaolila Si, quarta posizione per Carastella e via via le altre, completamento dei 600 in 44 secchi. Davanti alle tribune, Classica Matto in netto evidenza nei confronti di Clelia dei Daltri che concede 3 lunghezze, ad altrettante in terza posizione Kaolila Si, poi c'è Carastella che precede Crystal Dancer, più indietro Candy Spritz. Intanto il chilometro se ne va con la favorita che lo completa in 1:13,5. In seconda posizione Clelia dei Daltri numero 3, che cerca di SI, riorganizzarsi mentre sbaglia Kaolila Si. Cavalli che sono ora all'attacco della curva conclusiva con Classica Matto in vantaggio, cerca di avvicinarsi comunque Clelia dei Daltri che è l'unica a non perdere completamente di vista la battistrada a 300 dal palo, sempre in vantaggio Classica Matto su Clelia dei Daltri, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Classica Matto sta facendo anche un buon tempo, anche se ora deve essere richiesta nel finale perché ovviamente stanca dopo i 1200 metri tirati a tutta, il finale si riprende bene, conclude facile Classica Matto, secondo posto per Clelia dei Daltri, mentre per il terzo emerge ancora Carastella che precede Candy Spritz, 1:15,1 con 31,9 a chiudere, dopo un primo chilometro molto sostenuto, calata in fondo Classica Matto ma la vittoria non poteva più sfuggirle, tale il vantaggio acquisito sul percorso per l'allieva di Martin Levakovic che in percorso di testa vince nettamente questa quinta corsa al Bologna. Il training è dello stesso Martin Levakovic per conto della signora Marina Rago.